Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Calcio Espresso. Ieri si è conclusa la 38esima e ultima giornata di campionato che porta con sé tutti i verdetti che stavamo aspettando e in base a questi ecco a voi le pagelle espresse. Allora ragazzi, iniziamo subito con la squadra che si è laureata campione d'Italia, ovvero l'Inter, alla quale ho voluto dare un bel 9. In realtà per la stagione fatta l'Inter secondo me meritava un gran bel 10, ma c'è quel neo dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt che non mi ha permesso, diciamo, di darle 10. Per quanto riguarda invece il contesto nazionale, ragazzi, l'Inter ha dimostrato ciò che noi abbiamo detto e che diciamo da tanto tempo, ovvero che l'Inter è la squadra più forte d'Italia e non ce n'è per nessuno. Quando l'Inter decide di voler vincere è una schiacciasassi. Mi ricorda tanto la prima Juve di Conte e Allegri poi, ed è una squadra che ha la rosa per poter fare ogni anno 90 e passa punti ed è una squadra che ogni anno parte prima per vincere lo scudetto. Dopo l'Inter al secondo posto ritroviamo il Napoli, al quale ho dato un bell'8. Anche qui, secondo me il Napoli per la stagione fatta, per i problemi che ha avuto durante la stagione, per come ha risposto a questi problemi, ma soprattutto per aver fatto sperare a tutta Italia intera di poter raggiungere l'Inter a un certo punto della stagione, meritava di più. Problema, gli ho dato 8 perché comunque questo doveva essere l'anno del salto di qualità, soprattutto a livello mentale, e purtroppo, per come ho appena detto, ci sono stati talmente di quei problemi che non hanno permesso al Napoli di poter essere, diciamo, a livello dell'Inter. Purtroppo la stagione è andata così. Ci sono delle responsabilità che sono ancora da capire, di chi può essere la colpa, se di colpa si può parlare, perché a volte anche la sfortuna ci mette del suo, però comunque ripeto, il Napoli dopo lo scontro diretto vinto contro il Milan, addirittura nelle televisioni parlavano di quali potessero essere i risultati per far sì che il Napoli raggiungesse l'Inter in testa alla classifica, e per me già questo si può chiamare miracolo. In più il Napoli merita 8 perché oltre a finire il campionato al secondo posto, comunque si porta a casa un trofeo che non è una cosa molto scontata. Dopo il Napoli, al terzo posto abbiamo la Roma, alla quale abbiamo voluto dare un bel 7. Un 7 perché comunque la Roma centra dopo 7 anni di assenza la Champions League. Roma un po' a due facce, dovuto soprattutto al fatto che per gran parte della stagione non ha avuto l'attaccante, ma comunque parliamo sempre del primo anno di Giampiero Gasperini, parliamo comunque del primo anno come cambio di un progetto tecnico, soprattutto parliamo di una squadra che verso la metà di marzo si è trovata a dover affrontare una mini crisi interna con il litigio tra Ranieri e Gasperini, conclusosi poi con il licenziamento, tra virgolette, di Ranieri, e poi da gennaio in poi la Roma ha avuto Malen, che è stato un fattore che ha spostato tantissimi equilibri, tant'è vero che la Roma fino a gennaio produceva tanto, ma non riusciva a raccogliere ciò che produceva, mentre invece poi con l'acquisto di Malen, un giocatore che fa 14 gol in 17 partite di campionato e che arriva al secondo posto nella classifica capocannonieri, essendo presente solo da gennaio, ragazzi, stiamo parlando di un qualcosa di clamoroso. Quindi meriti a Gasperini, meriti ai giocatori della Roma che hanno comunque condotto una stagione incredibile, ripeto, poi qualificandosi dopo 7 anni di assenza alla prossima Champions League. Dopo la Roma troviamo una squadra che chi ci segue da tempo
sa che per noi non è una sorpresa, perché l'abbiamo detto dall'inizio della stagione, al quarto posto, quindi qualificato per la prossima Champions League, abbiamo il Como, al quale io ho voluto dare un grandissimo 10, l'unica squadra che ha ricevuto da parte mia un 10, perché ragazzi il Como è un qualcosa di incredibile, un qualcosa di bellissimo da vedere. Dobbiamo dare un grandissimo merito a Fabregas e a tutti i suoi ragazzi, perché sono una squadra, ripeto, bellissima da vedere, a mio modo di vedere il calcio, ovviamente seconda forse solo al Napoli di Sarri, di quello che fu il Napoli di Sarri. Già da qualche settimana avevano centrato l'obiettivo Europa, si doveva solo capire quale Europa, di quale Europa si parlasse, quindi teoricamente si potevano anche sedere sul fatto di comunque essere in Europa, no? Potevano anche accontentarsi dell'Europa League, invece il Como ci ha creduto fino in fondo e poi i risultati gli hanno dato ragione, perché all'ultima giornata è riuscito a qualificarsi per la prossima Champions League. Dopo il Como al quinto posto troviamo un Milan al quale io ho voluto dare un bellissimo 3. In realtà il Milan secondo me merita molto meno, io ho voluto dare 3 perché comunque c'è stato l'ingresso in Europa, anche se è l'Europa League. Milan che addirittura per quanto riguarda gli esperti che popolano le TV veniva visto a inizio anno come antagonista dell'Inter, perché Massimiliano Allegri, perché Luka Modric, perché si dà per scontato che giocare una sola competizione durante tutto l'anno voglia dire per forza vincere lo scudetto, e invece il Milan di Allegri ha dimostrato tutto il contrario, ha dimostrato che giocare una sola competizione non è sinonimo di vincere, quindi questo dimostra il miracolo fatto da Antonio Conte l'anno scorso con il Napoli, e soprattutto il Milan dimostra che puoi avere un'ottima squadra, ma se non hai l'allenatore che ti fa giocare, che non ti fa esprimere calcio, non vai da nessuna parte. Il Milan ha buttato nel gabinetto tutto ciò che di buono aveva diciamo costruito durante l'arco della stagione, addirittura come ho detto per quanto riguarda il Napoli, allo scontro diretto al Maradona tra Napoli e Milan si diceva che chi avesse vinto quello scontro diretto sarebbe poi diventata l'antagonista per il finale di stagione dell'Inter, e da quel momento in poi il Milan ha buttato via tutto quello che aveva costruito durante l'arco della stagione. Infatti da quella sconfitta in poi il Milan prima si è ritrovato risucchiato nella corsa per la Champions League con la Juve, con la Roma e con il Como, ma sembrava avere tutto nelle sue mani, perché il Milan effettivamente era terzo, quindi aveva il proprio destino nelle proprie mani. Invece poi il Milan ha continuato a incalanare risultati negativi fino poi a ieri sera, quando in casa contro il Cagliari ha detto definitivamente addio alla prossima Champions League e si ritroverà l'anno prossimo a giocare l'Europa League. Dopo il Milan abbiamo la Juve anch'essa forse la delusione del campionato, ma alla Juve ho voluto dare 5 perché la stagione della Juve si divide in due parti. La prima parte è la stagione guidata da Tudor, dove la Juve era forse la brutta copia di quella che era l'anno scorso con Thiago Motta. Poi invece cambiando allenatore subentra Spalletti e la Juve invece ritorna secondo me a dare segnali positivi. Infatti ahimè, perché sono tifoso del Napoli, ma se fossi tifoso della Juve avrei buone sensazioni per quanto riguarda l'anno prossimo, perché comunque Spalletti ha dimostrato che la Juve è comunque una grande squadra che attraverso un gioco può arrivare ai livelli di un tempo. Purtroppo la Juve si è trovata durante tutta la stagione a dover affrontare un grandissimo problema, ovvero quello di non avere un portiere che para,
perché la Juve ha preso il 60% delle volte gol dal primo tiro in porta subito, e non avere un attaccante, perché prima del ritorno di Vlahovic la Juve faceva veramente tanta fatica a buttare il pallone in porta. Spalletti poi si è trovato a dover guidare una squadra non costruita secondo le sue idee, quindi secondo me se la Juve si fosse qualificata in Champions League si poteva parlare di un piccolo miracolo fatto da Spalletti. Certo, ripeto, la delusione per non essersi qualificata alla prossima Champions League sicuramente è tanta, perché come il Milan aveva il proprio destino nelle proprie mani. Però diciamo che per la totalità della stagione fatta dalla Juve, l'Europa League credo che sia il giusto piazzamento per la Juve. Dopo la Juve troviamo l'Atalanta, alla quale ho voluto dare un 6 di sufficienza, ma vi dico la verità, per me l'Atalanta era una tragedia annunciata quando andato via Gasperini avevano annunciato Juric come nuovo allenatore dell'Atalanta. Per me Juric è inspiegabile come faccia ancora ad allenare, avrà sicuramente qualcuno di potentissimo dietro per continuare a farlo, perché secondo me non è proprio all'altezza, soprattutto per una squadra che costruita negli anni bene da Gasperini e che comunque parte con delle aspettative medio-alte. Fortunatamente per loro si sono poi ricreduti quasi subito, hanno preso Palladino e Palladino li ha guidati bene, li ha guidati fino alla fine al raggiungimento della prossima Conference League, e secondo me di più Palladino non poteva fare, anche perché fare di più voleva dire comunque che quelle che stanno davanti a te si dovevano suicidare, ma l'Atalanta partiva con un gap troppo ampio secondo me per fare di più, e ora vedremo dall'anno prossimo, perché comunque Palladino, a meno che non ci siano clamorosi colpi di scena, ha dichiarato di voler lasciare Bergamo a fine anno, e quindi si ritroveranno a dover ricostruire ancora una volta. Quindi io, ripeto, do un 6 di sufficienza, perché l'Atalanta subito dopo le prime 7 è la squadra qualitativamente migliore. Forse il posto dell'Atalanta quest'anno è stato preso dal Como, però ogni anno c'è qualche "big" tra virgolette che si suicida, e quindi quest'anno è toccato all'Atalanta, ma ripeto, per come era iniziata la stagione, per come stava andando la stagione, è stata fatta una grande stagione da parte dei ragazzi di Palladino. Dopo l'Atalanta troviamo il Bologna, a cui do un 6, ma un 6 diverso rispetto all'Atalanta, perché comunque per me il Bologna merita la posizione in cui ha concluso il campionato. Per me il Bologna ha overperformato l'anno scorso, concludendo poi alla fine con la vittoria della Coppa Italia, ma a livello di rosa secondo me il Bologna non può competere con quelle che hanno finito la stagione davanti. Dopo il Bologna c'è la Lazio, alla quale do 4, perché comunque non è stata una stagione all'altezza della rosa, ma la Lazio ha un grandissimo problema che si chiama Lotito. Infatti si è visto poi anche durante la stagione, quando i tifosi hanno iniziato a non andare più allo stadio, quindi anche la Lazio quando giocava in casa sembrava giocasse in trasferta. Comunque Maurizio Sarri ha portato la nave nel porto, arrivando comunque in finale di Coppa Italia, quindi, e l'anno prossimo la Lazio si troverà a poter giocare la Supercoppa italiana, quindi tutto sommato non è stata così negativa al 100% la stagione. Ripeto, la stagione non è stata all'altezza delle aspettative con le quali partiva la Lazio, ma comunque, vista la situazione societaria e ambientale, la Lazio chiude relativamente bene questa stagione. Invece dopo la Lazio abbiamo l'Udinese alla quale io do un bel 7, perché erano 12 anni che l'Udinese non si qualificava dentro le prime 10 del campionato italiano. Udinese che ha trovato in Rujanic un bell'allenatore, con il quale potersi levare belle soddisfazioni,
Certo, ha avuto risultati altalenanti durante la stagione perché ha alternato bellissime prestazioni e belle soddisfazioni a bruttissime prestazioni, ma comunque l'Udinese si è levata lo sfizio di vincere in casa contro il Napoli e la Roma o vincere a Milano contro il Milan. Ecco, anche lì se devo trovare un problema è il fatto che comunque ogni anno chi esplode nell'Udinese puntualmente viene venduto durante la sessione di mercato estiva e quindi l'allenatore si ritrova ogni anno a dover ricominciare quasi da zero. Però, ripeto, ho intravisto grandi prestazioni che secondo me lasciano ben sperare per il futuro. Dopo l'Udinese c'è il Sassuolo a cui do un 6 pieno di speranza e di fiducia, perché comunque, anche se la rosa non sembrava, ma era il primo anno da neopromossa, squadra molto giovane, molto interessante. Grosso si è dimostrato un allenatore interessante, secondo me non ancora pronto per fare il salto di qualità che qualcuno chiede, ma secondo me il Sassuolo, se costruito bene nei prossimi anni con l'innesto di alcuni giovani molto interessanti, può far divertire la sua gente e divertirsi stesso lui. Dopo il Sassuolo invece troviamo il Torino a cui io do 5, 5 perché il Torino, pur non partendo con grandissime aspettative, secondo me il Torino sulla carta ha una grande rosa, con grandi qualità, ma il Torino, come ogni anno, è troppo poco, troppo brutto per troppo tempo. Quest'anno il Torino ha puntato su Baroni come allenatore all'inizio della stagione perché veniva da grandi stagioni alla Lazio, ma non so che cosa non abbia funzionato, ma il Torino fino a qualche settimana fa, prima di prendere D'Aversa, ha rischiato tanto anche di poter retrocedere. Anche lì la situazione ambientale non ha sicuramente aiutato la squadra, ma per me è spiegabile come una squadra con quella rosa, che comunque parliamo di giocatori del calibro di Zapata, è vero che veniva da un infortunio lunghissimo, ma c'era Simeone, c'è Adams, c'è Vlasic, Casadei, che secondo me è uno dei prospetti italiani più interessanti, oltre per esempio a Palestra del Cagliari, e anche in difesa comunque il Torino stava messo bene. Io non mi spiego la stagione fatta dal Torino, ma ormai sta diventando una costante, perché ogni anno il Torino parte con una rosa, ripeto, secondo me qualitativamente migliore rispetto poi alla stagione che fa, e quindi c'è un problema di fondo, e spero per i tifosi granata che questo problema si risolva il prima possibile. Dopo il Torino troviamo il Parma, al quale do un bel 7, perché ragazzi a me il Parma piace tanto, è piaciuto tanto quest'anno, perché comunque dopo la stagione da neopromossa dell'anno scorso si è ritrovata senza allenatore, a dover riscegliere un allenatore, perché secondo me Kivu poteva essere quell'allenatore che pian piano, anno dopo anno, poteva migliorare sempre di più il Parma. Invece Kivu è stato chiamato dall'Inter e non poteva rinunciare come questa chiamata. Il Parma quindi si ritrova a dover scegliere un allenatore, scelgono un perfetto sconosciuto, quale questa, alla prima esperienza da capo allenatore, soprattutto in un campionato molto tattico e molto difficile come quello italiano. Io direi che il Parma se l'è cavata alla grandissima, sia i giocatori che questa, perché questa nel momento in cui le partite contavano qualcosa, che erano sportivamente parlando una questione di vita o di morte, ha dimostrato di saperci fare, ha dimostrato di capire, di sapere quali erano le cose fondamentali, e ha portato il Parma a una salvezza tranquillissima, chiudendo poi la stagione al 12° posto, che secondo me è un grandissimo piazzamento per una realtà come Parma. Dopo Parma invece abbiamo il Cagliari al quale do 6, perché così come il Bologna, il Cagliari secondo me ha fatto la stagione che doveva fare, ha rispecchiato le aspettative, scusatemi. Nota molto positiva del Cagliari è Fabio Pisacane, che dopo aver vinto
la Coppa Italia nella primavera, l'anno scorso, era comunque un'incognita bella grande. Invece si è dimostrato non solo all'altezza, perché comunque ricordiamoci che era la prima esperienza in una prima squadra, ma si è dimostrato non solo all'altezza, ma si è dimostrato anche lui un bell'allenatore con molte idee di gioco diverse, sicuramente diverse da per esempio Fabregas, perché il Cagliari non gioca il calcio che gioca il Como, ma comunque il Cagliari secondo me molte partite ha fatto divertire. Quindi sono molto interessato a Fabio Pisacane e al futuro di Fabio Pisacane, il futuro che può essere per il Cagliari. Dopo il Cagliari arriviamo a forse la delusione più grande di questo campionato, che è la Fiorentina, alla quale ho voluto dare 3, ma semplicemente perché alla fine è riuscita a salvarsi, perché la Fiorentina meritava la retrocessione e meritava un voto molto più basso, perché addirittura a inizio anno si parlava dell'Europa che conta, perché comunque sulla carta la Fiorentina ha una grandissima squadra, veniva comunque da una grandissima stagione l'anno scorso e si sono affidati a padre Pioli quest'anno, che ha portato la Fiorentina in un buco nero dalla quale sembrava non riuscire ad uscire. E secondo me la Fiorentina si salva semplicemente perché le squadre sotto di lei sono qualitativamente più scarse. Questo secondo me è l'unico motivo, perché se nelle ultime della classifica ci fosse stata qualche squadra qualitativamente dello stesso livello della Fiorentina, secondo me la Fiorentina non ce l'avrebbe fatta, perché poi comunque anche con il cambio in panchina con Vanoli sì, si è intravisto qualcosa di diverso rispetto a Pioli, ma mai niente che lasciava pensare a una risalita. Dopo la Fiorentina abbiamo il Genoa. Genoa anche qui do un 6, ma un 6 che è un, diciamo, diviso, è una media tra due voti, perché comunque il Genoa parte con Vierà in panchina. Genoa che comunque gioca bene, ottime prestazioni, ma raccoglie pochissimo. Poi si rompe qualcosa all'interno dello spogliatoio e a Vierà poi subentra De Rossi. De Rossi anche lui mi ha sorpreso positivamente. Il Genoa comunque ha continuato a fare ottime prestazioni, fondate su altro, perché mentre con Vierà si cercava comunque la ricerca del gioco, secondo me De Rossi ha capito quali erano le qualità della sua rosa e ha puntato tutto sulla corsa, sul pressing asfissiante per 95 più minuti, e su alcuni giocatori chiave che Vierà invece non faceva giocare. Ricordo per esempio la partita che il Genoa ha fatto in casa contro il Napoli, persa poi per un calcio di rigore che è stato un dettaglio, ma ragazzi il Genoa ha corso per 95 minuti e poi alla fine la qualità un po' più alta rispetto ai vari Lecce, Cremonese e Verona ha fatto poi la differenza. E secondo me il Genoa si salva con merito e spero per loro che rimanga De Rossi sulla panchina, perché secondo me è un buon connubio Genoa-De Rossi. Sicuramente la piazza rossoblù di Genova merita altro, però secondo me con De Rossi c'è la possibilità di divertirsi. Dopo il Genoa abbiamo il Lecce, quindi siamo arrivati nella parte bassa della classifica. Lecce che ieri sera all'ultima giornata riesce a salvarsi, al quale do un bel 6, ma un 6 ai giocatori, all'impegno messo dai giocatori in campo ogni santa domenica, che poi sono valsi la salvezza. Per tutto il resto, è Eusebio Di Francesco e penso che già ho detto tutto. Dopo il Lecce abbiamo la Cremonese alla quale do un grandissimo 2, perché la Cremonese per me rimarrà uno dei più grandi misteri di questa stagione,
perché la Cremonese era partita fortissimo, addirittura per una gran parte della stagione era tra le prime 10 della classifica, poi a un certo punto, secondo me, qualcuno dalla società ha tirato il freno a mano, ha fatto capire alla Cremonese che non era quello che volevano e la Cremonese è andata giù in picchiata, fino poi al culmine della partita di ieri, che poi è balza la retrocessione. Dopo la Cremonese la seconda retrocessa è il Verona anche alla quale ho dato 2, perché ormai si era capito che era questa l'idea della società, perché il Verona erano anni che scherzava con questa retrocessione, che non arrivava mai, fondamentalmente perché c'erano squadre un po' più scarse di lei, perché comunque il Verona anche ieri, per esempio, con la Roma è scarsa come squadra, ma comunque ha giocatori che valgono qualcosa, che mettono qualcosa in campo, e quindi nel corso degli anni si è sempre salvata perché c'era qualcuna che metteva meno in campo. Quest'anno invece, finalmente per loro è arrivata questa retrocessione ed è arrivato il tanto sognato paracadute. Ultima squadra da commentare, da dare il voto, che in realtà è un senza voto, è il Pisa. Pisa, che purtroppo mi dispiace semplicemente per i tifosi del Pisa, perché il Pisa non ha né una squadra né una società di categoria, si vede che questa non è la categoria alla quale appartengono, e ripeto, mi dispiace per i tifosi che comunque tutto l'anno sono andati in giro per l'Italia, ma ciò che hanno raccolto sono state semplicemente le prese in giro da parte degli altri tifosi. E quando io vedo queste realtà mi viene a volte di dare ragione a De Laurentiis quando parla dei vari campionati, se farle a 16, 18, 20 squadre e tutte quelle cose lì, perché io da tifoso del calcio vorrei che il campionato di Serie A ritornasse ai livelli di un tempo. E un tempo le retrocesse erano piazze come Brescia, Reggina, quindi ovviamente Reggio Calabria, Genoa, Sponda Samp, erano società che avevano nella loro ideologia quella di salire in Serie A e di rimanerci. Stesso Palermo, che quest'anno per esempio ha perso la semifinale playoff. Sono squadre che comunque hanno alle spalle società che non solo vogliono arrivare in Serie A, ma non per fare da comparsa come il Pisa, ma poi per rimanerci. Quindi io spero che dall'anno prossimo in poi chiunque arrivi in Serie A non faccia la fine del Pisa di quest'anno o del Carpi di qualche anno fa. E quindi spero che arrivino società con la voglia di rimanerci in Serie A. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine delle nostre pagelle espresse. Fateci sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate, con quali voti siete d'accordo, con quali invece no. E io vi do appuntamento stasera per la nostra live alle ore 21 per parlare del campionato e di tanto altro ancora. Ciao ragazzi, alla prossima.